Un saluto ai nostri amici telespettatori e oggi nostra gradita ospite la Presidente di Anfas Udine del Friuli Venezia Giulia, Cristina Schiratti. Buongiorno, buongiorno, Buongiorno a lei. grazie per essere qui con noi per parlarci dell'attività dell'Anfas, fare un bilancio di fine anno, di quella che è stata appunto la vostra attività caratterizzata da diverse iniziative. Da che cosa cominciamo intanto? Allora, intanto diciamo che le nostre attività istituzionali hanno avuto il loro svolgimento, il loro iter di ogni anno. Noi abbiamo le nostre attività estive, andiamo al mare con i ragazzi, facciamo tutta una serie di attività settimanali. Io vorrei però, visto che non è che abbiamo tantissimo tempo, concentrarmi in realtà quest'anno sul 2022 su 3 progetti. Due che sono proprio di Anfas Udine in rete e uno invece che è più a valenza regionale. Il primo è un corso di pasticceria. Siamo già alla seconda edizione. Il primo era stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il secondo l'abbiamo fatto in autonomia perché il successo della prima edizione è stato tale, le dico che quest'anno, adesso in questa seconda edizione, abbiamo 18 ragazzi che partecipano al corso di pasticceria con una pasticcera professionale. Ecco, come funzionano appunto questi corsi? Perché è importante capire come vengono coinvolti, no? Allora, I noi ragazzi e non solo ragazzi, no? Persone di ogni età. Sì, noi diamo risposte a persone di qualsiasi età, tant'è che al nostro corso di pasticceria si va dai 16 anni ai, mi sembra, 50-55. Noi in questo progetto siamo in partenariato con l'Anfamiv, che è un centro diurno e che possiede una cucina, perché ovviamente per fare un corso di pasticceria certo, ci servivano i fornelli e il forno. Sì. E questo progetto che facciamo in rete, per cui partecipano sia associati dell'Anfas di Udine che associati dell'Anfamiv, che è un'associazione che si occupa di minorati della vista, prevede 10 lezioni, durante le quali con Anna Zanchetta, che è la nostra pasticcera insegnante, i ragazzi imparano a usare le mani e a preparare, diciamo, prodotti di base, per cui hanno imparato, non so, la pasta a frolla, a fare le torte, a fare i biscotti, a fare le creme. La crema pasticcera, Per che esempio, è ha cominciato proprio fondamentale. con i preparati di base e devo dire con un entusiasmo. Io non avrei mai creduto che un corso di pasticceria avrebbe potuto avere tanto successo. Tant'è che noi stiamo già pensando, adesso noi lo finiremo, mi sembra a febbraio, stiamo già pensando a una terza edizione. Ah, quindi già siete proiettati nel futuro? Sì, assolutamente, per cui posso già dire che nel 2023 uno dei progetti sarà il corso di pasticceria e faremo appunto una terza edizione. Ecco, anche per organizzare corsi di questo genere che coinvolgano appunto le persone che fanno parte, in questo caso, dell'Anfas, ecco, ci vuole... Cioè, si fa fatica a coinvolgere Assolutamente, anche, no. Si trovano facilmente persone disponibili a dare una mano, a mettersi a disposizione? Devo dire, noi sì le abbiamo trovato la nostra maestra pasticcera, una sorella. È la sorella di una nostra ragazza che partecipa anche al corso di pasticceria. Poi abbiamo dei nostri volontari che ovviamente accompagnano, perché è chiaro che nell'attività non tutti hanno le stesse competenze manuali, quindi ci vuole comunque qualcuno che stia attento, perché ovviamente come si fanno i dolci? Si pesano i vari ingredienti, si lavorano assieme. Noi abbiamo dei volontari che partecipano e diciamo che aiutano quelli che hanno più scarsa manualità. Sì, noi siamo riusciti a trovare, devo dire, con grandissimo entusiasmo da parte di tutti i partecipanti. Ecco, e anche i privati che si prestano a dare una mano per organizzare anche altre iniziative. Sì, allora per esempio... Che sono dedicate all'inserimento, no? Anche certo, all'inserimento lavorativo. Sì, questo è un progetto che in questo momento è un momento in stand-by, nel senso che noi, uno degli obiettivi dell'Anfas di Udine è sempre stato quello dell'inserimento lavorativo. Noi avevamo trovato un gruppetto di aziende che ci danno una mano, il problema è quello di organizzare questo inserimento lavorativo. Ci stiamo lavorando, ma tornerò appena avremo... Ecco. Su questo devo tornare perché finché... Sei già prenotata? Sì, mi sono già prenotata perché non voglio vendere prima del tempo, non si vende mai la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. E quindi a breve torneremo perché abbiamo nel cassetto un progetto fantastico che se va in porto, e credo che ci andrà, potrà finalmente dare risposta a tutta una serie di persone.
Invece il secondo progetto del quale vorrei parlare è un progetto che abbiamo, che questo svolto in rete, si chiama Alti ed altri orti sociali. È un progetto di cui Anfas Udine è, diciamo, il capofila, ma che vede coinvolte 10 associazioni, fra cui anche l'Anfamif che ho citato prima, la FISH, e che aveva come obiettivo la creazione in questa prima fase di un orto accessibile a 360 gradi presso il comune di Gorizia, che l'aveva messo a disposizione. Per cui c'è questo enorme appezzamento dove noi stiamo lavorando per realizzare degli orti che siano rialzati in modo che siano accessibili a chi è in carrozzina o a chi è anziano e ha difficoltà ad abbassarsi, che abbia tutta una serie di sostegni per chi ha una disabilità intellettiva. Dopo abbiamo fatto anche dei corsi di formazione, ma anche per i non vedenti, perché è un orto, come dicevo, accessibile a 360 gradi ed è aperto anche a tutta la cittadinanza di Gorizia. Obiettivo nostro poi è quello di portarlo a Udine, e qui io lancio già io spero che il futuro sindaco di Udine ci ascolti e ci dia udienza per il prossimo mandato, e che ci dia un appezzamento anche a Udine, in modo che noi si possa portare avanti questo progetto che secondo me è lungimirante. Ecco, ma mi tolgo una curiosità, ecco, come fate a creare appunto un orto? Deve essere sopraelevato, evidentemente. Sì, si creano appunto delle costruzioni, noi probabilmente le faremo in legno, con degli spazi dove la carrozzina può entrare, in modo che chiunque possa lavorare ad altezza d'uomo. Mio marito questa cosa l'aveva pensata tantissimi anni fa, proprio perché la terra si abbassa di 10 centimetri ogni anno, e non è soltanto per chi è in carrozzina, in realtà anche io faccio fatica ad abbassarmi nell'orto, devo dire la verità, quindi è una bellissima idea. Pensiamo alle persone anziane, faticoso abbassarsi, e l'orto rialzato può essere utilissimo anche per chi ha voglia di coltivare, anche se non è più un giovanotto. Ecco, e quindi questo è il vostro... Questo è un progetto che è uno dei progetti che volete ottenere, cioè non solo, ma raggiungere, che ha visto lavorare in realizzare. rete una decina di associazioni senza mai litigare, il che dimostra che in rete si può lavorare. Non è vero che non si può lavorare, basta aver voglia di lavorare. Senta, l'attività anche per quanto riguarda il centro che avete, in modo particolare a Udine, in via Diaz, perché la vostra sede... Noi abbiamo la sede in via Via Diaz, Diaz, sì. sono locali che erano una volta di concessione della provincia, adesso Sì. sono del comune di Udine, dove noi svolgiamo le attività, diciamo, istituzionali. Noi abbiamo uno sportello informazioni giù al pian terreno con sede in via Diaz, siamo abilitati all'inoltro delle domande di invalidità come INPS, siamo abilitati alla richiesta della disability card, questo vorrei ricordarlo, siamo due le associazioni che sono abilitate, l'AMNIC e l'ANFAS di Udine. In regione l'ANFAS di Udine è l'unica ANFAS che è abilitata alla richiesta all'inoltro della domanda della disability card. Per chi non lo sapesse, la disability card è una carta europea, è come una carta con microchip, un po' come la carta del codice fiscale, che permette di ottenere a livello europeo tutte le agevolazioni previste per persone che hanno un'invalidità. Ha il vantaggio che si gira senza doversi portare in giro tutto l'incartamento che serve, insomma, sì, perché è tutto registrato nella nostra piccola... E quindi potete muovervi, si possono muovere le persone senza alcun problema in tutti i paesi dell'Unione Europea. Esattamente, in tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo secondo me è un grande vantaggio, certo. È un passo avanti di civiltà non da poco, secondo me. Perché, cavoli, vuol dire finalmente riconoscere pari dignità anche alle persone con disabilità. Infine, l'ultimo progetto di cui vorrei parlare è il progetto Sportelli. Il progetto Sportelli, Anfas Udine è semplicemente un partner di questo progetto. È un progetto, questo regionale, che vede la FISH Friuli Venezia Giulia come capofila, e ha previsto l'apertura di alcuni sportelli in tutte le 4 ex province di Udine, e sono degli sportelli che sono di appoggio alle piccole associazioni di volontariato nel passaggio di quello che è l'adeguamento alla riforma del terzo settore, e che aiutano le piccole associazioni, perché le grandi questi problemi non ne hanno, noi li aiutiamo nell'adeguamento dello statuto, in tutte quelle che sono le cose da fare in questa questo benedetto passaggio al terzo settore. E devo dire, una di queste sedi è all'Anfas di Udine,
e con grandissimo successo perché tantissime piccole associazioni si stanno avvicinando e ci stanno chiedendo aiuto, il che vuol dire che ce n'era bisogno. Senta, lì in Via Diaz quante sono le persone più o meno che gravitano? Allora, noi come associazione abbiamo un'ottantina di associati e le persone con disabilità che afferiscono alla nostra associazione vanno dai 50 ai 60 circa, perché non tutti gli associati hanno, noi abbiamo anche associati che i figli non ce l'hanno più, nel senso che i figli se ne sono andati. E partecipano ognuno per quello che vuole, perché vorrei ricordare che il nostro motto è quello a ognuno quello che serve. E io qui vorrei ricordare una cosa fondamentale, prima mentre chiacchieravamo, prima di aspettare di andare in diretta, mi chiedeva che cosa manca. E io qui vorrei citare uno strumento indispensabile affinché le persone con disabilità abbiano pari dignità rispetto alle altre persone, ed è il progetto di vita. Il progetto di vita che è previsto per legge e previsto anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e che ogni famiglia, ogni persona con disabilità può chiedere al proprio comune, e che prevede proprio la progettazione del proprio percorso di vita. È un percorso dinamico, nel senso che cambia, e durante il quale uno deve avere, ha diritto ad avere tutti i sostegni che gli servono per avere pari dignità. E non deve essere la persona che si adegua ai servizi che esistono. Sono i servizi che devono adeguarsi. Esatto, sono i servizi che devono, cioè anzi bisogna dare le adeguate risposte alle persone che chiedono aiuto, anzi che chiedono i loro diritti. Perché non è detto che a una persona servano assolutamente dei servizi. Può darsi, per esempio, mia figlia non ha mai avuto accesso a dei servizi, ha sempre però fatto le sue cose e ha sempre avuto quello che lei voleva fare. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione, magari potremmo riprendere l'anno nuovo parlando dei progetti anche per il 2023. Non posso fare altro che ringraziare Cristina Schirati, che ricordiamo essere presidente di ANFAS del Friuli Venezia Giulia e in questo caso presidente di ANFAS Udine. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Approfittiamo anche per fare gli auguri ai telespettatori, a quanti seguono anche la rubrica Family, Salute e Benessere. Auguri e ci vediamo nel 2023. A presto. Arrivederci.